È morto stroncato da un infarto questa mattina mentre lavorava in fabbrica alla Metal Press di San Zenone degli Ezzellini. Francesco Ponzetta, operaio di 49 anni, originario di Lecce ma residente nella Marca, ha accusato improvvisamente un forte malore prima di accasciarsi a terra tra lo sgomento dei colleghi che sono immediatamente accorsi ad aiutarlo. A praticare il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo del suo M118 è stato Stefano Colbertaldo, titolare dell'azienda. Il primo soccorso è stato fatto da due miei dipendenti e poi sono intervenuto io sono andato avanti fino a quando non è arrivata l'ambulanza. L'ambulanza ha proseguito di più di un'ora e poi hanno constatato il decesso, tutto là. E lui è stramazzato al suolo mentre stava lavorando su una macchina normalissima. La voce rotta dal dolore e dalle lacrime, perché Ponzetta era uno di famiglia, un lavoratore ben voluto da tutti che da oltre 10 anni prestava servizio alla Metal Press. Non era uno di famiglia ma quasi perché l'avevo aiutato. Ma noi siamo un'azienda piccola metalmeccanica e era ben inserito, un gran lavoratore, un padre di famiglia, aveva un figlio, ha un figlio maggiorenne. Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri della stazione di Asolo Fonte che hanno preso in carico la situazione avvisando i familiari della vittima. La notizia ha colpito duramente tutta la comunità locale che si è stretta attorno alla famiglia dell'operaio, con il sindaco Fabio Marin che ha espresso a nome suo e dell'amministrazione comunale cordoglio e vicinanza ai familiari. Il sindaco ha voluto dedicare anche un pensiero ai titolari e ai colleghi dell'uomo deceduto che hanno assistito alla scena e tentato inutilmente di rianimarlo.